L'orrore nelle città occupate, fosse comuni, esecuzioni e torture anche sui bambini, denuncia a Kiev il TG1 nell'inferno di Borodianka. Zelensky all'ONU, una nuova Norimberga per i crimini russi, l'Europa prepara nuove sanzioni, stop al carbone e porti chiusi. Draghi, atrocità come Bucha scuotono gli animi, Putin dovrà risponderne, espulsione di 30 diplomatici russi decisa con gli alleati. Quando il videogioco diventa dipendenza, un ragazzo su 4 è ad alto rischio secondo una ricerca del CNR, la storia di un adolescente. Gli inizi con il padre, il piano bar, Sanremo e il successo internazionale, Laura Pausini si racconta nel docufilm Piacere di conoscerti. La musica per non smettere di sognare, dice l'artista di Faenza. Buonasera. Dal TG1 in Ucraina, dopo la ritirata delle truppe di Mosca dai dintorni di Kiev, emergono altri orrori commessi nei territori occupati dai russi. Fosse comuni, torture, esecuzioni sommarie di civili. Davanti a queste atrocità sempre più paesi, Italia compresa, stanno espellendo i diplomatici di Mosca. Il presidente ucraino chiede un processo alla Russia come a Norimberga. Quello che vi mostriamo ora è il video che Zelensky ha fatto proiettare davanti ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Un video che vi mostriamo ma senza le immagini più cruente che abbiamo deciso di coprire.